La ripresa dopo una sconfitta che col senno di poi si poteva anche evitare porta sempre in dote una buona dose di rammarico, ma anche tanta voglia di riscatto, di rimettersi al lavoro per riprendersi la prossima domenica al Palamare contro Pordenone, quel che è stato lasciato per strada in quel di Riese. Si sapeva che il parquet dei trevigiani non sarebbe stato tra i più facili da violare per i gialloblu di coach Fartin, ma a rendere più indigesto tale stop è che questa volta vi è la sensazione di essere andati vicinissimi a far saltare il banco, sfiorando una vittoria che peraltro sarebbe servita come non mai nel contesto di un campionato dalla classifica sempre più corta, dove nessun risultato può dirsi scontato ed ogni errore viene sempre fatto pagare a caro prezzo. Sì, una partita molto intensa, giocata fino alla fine. Siamo partiti un po' così, mentre loro sono partiti molto forte, però nel secondo quarto abbiamo rimesso le cose a posto. È stata una partita in cui ci sono stati più di 5-6 cambi di leadership, quindi molto tirata. Alla fine abbiamo pagato un pochino la percentuale di tiri liberi e un paio di palle perse che gridano vendetta, ma lì ovviamente ogni cosa te la fanno pagare, quindi siamo usciti con questa sconfitta, anche se è stata molto risicata. Ecco, la percentuale dei tiri liberi che si ripercuote da qualche partita a questa parte, insomma, è sempre piuttosto bassa la vostra. Sì, è qualcosa su cui lavoriamo già da un po' e dobbiamo continuare a farlo. Non credo ci siano altre maniere. Ovviamente è un discorso sia tecnico che mentale, perché da un giorno all'altro si disimpara a tirare tiri liberi, però certamente è qualcosa su cui stiamo lavorando. Domenica arriva qui al Palamare il Pordenone, una squadra che sta indubbiamente viaggiando col vento in poppa, una partita sicuramente difficile. Sì, loro hanno passato un brutto periodo qualche settimana fa, si sono ripresi. Sono giocatori, una squadra con giocatori di esperienza, anche di serie maggiori, ma specialmente in questa categoria, e si basano su questi giocatori veterani o comunque di esperienza. Noi dovremmo fare sì di riuscire a limitarli con la nostra gioventù, con la nostra intensità, e far valere il fattore campo, che è una cosa che vogliamo far valere. Ripetere in sostanza la prestazione contro l'Oderzo. A me andrebbe bene, anche come risultato finale. Prima di chiudere parliamo un po' anche dell'Under 18, che comunque è sempre di sua competenza, una squadra che sta esprimendo qualcosa di importante. Ma è una squadra composta da ragazzi di diverse età, quindi stiamo imparando a giocare insieme con un pochino di ordine. Fanno un po' fatica, ma queste 3 partite che abbiamo giocato abbastanza bene. Stiamo provando così a migliorare quotidianamente negli allenamenti. L'importante è che capiscano che il lavoro alla fin fine paga, quindi il fatto di impegnarsi durante la settimana fa sì che la domenica o il sabato che sia c'è il risultato del sudore della settimana. Un po' alla volta stiamo migliorando e vediamo di provare a facilitare l'ingresso di qualche giocatore del BVO all'interno della prima squadra nei prossimi anni, grazie alla loro crescita. Ecco, infatti c'è qualcuno di futuribile? Sì, c'è qualcuno, ma ovviamente tutto quanto sta al lavoro che continuiamo a fare, che continuano a fare. Non c'è mai niente di certo, e certamente c'è la possibilità, e anzi è auspicabile, che qualcuno di questi giovani faccia parte della squadra dei prossimi anni.